A me la parola. Allora io ringrazio la Confesercenti di essere qui, di aver portato alla mia attenzione questo studio statistico interessante, perché è uno strumento evidentemente utile per chi amministra una città importante come quella di San Daniele, ricchissima di attività del commercio, ricchissima nel settore della ristorazione, dell'accoglienza, uno dei settori che è maggiormente colpito da questa crisi conseguente alle restrizioni da Covid-19 e anche conseguente a tutta questa fase 2, fase 3 che stiamo vivendo, dove la riapertura del commercio, insomma delle attività produttive, risente giocoforte di tutta una serie di restrizioni che minano la produttività e la possibilità delle aziende di poter realizzare margini, di poter realizzare profitti, di poter stare in piedi sul mercato. Collaboravamo prima con la Confesercenti, così come con tante altre rappresentanze dei settori dell'artigianato, dell'industria e del commercio, dico prima del Covid-19, collaboriamo ancora più convintamente oggi, dove è necessario che il pubblico e il privato si uniscano per trovare risposte comuni a quella che è una crisi epocale dovuta appunto ad un evento straordinario come questa pandemia. Di interesse, io ho dato una sfogliata adesso in questi minuti perché ovviamente dovrò leggerlo con più calma, ma di interesse per quello che mi riguarda sono ad esempio, pagina 27, le misure da adottare a livello comunale che Confesercenti, così come altre forze datoriali ci presentano, e leggo ad esempio lo sconto significativo, cancellazione TARI e TOSAP. Ecco, qui c'è una misura importante che vi annuncio, già annunciato in maniera non ufficiale, e potrò dare ufficialità solo fra un mesetto appena approveremo il bilancio consuntivo che libererà importanti risorse. Qui c'è una misura importante a livello regionale con per San Daniele 70.000 euro di contributo della regione a valere sull'abbattimento TARI e TOSAP, pari al 25%, è intenzione del Comune di San Daniele, quindi l'impegno mio personale della mia amministrazione, di mettere vicino a questi 70.000 oltre 210.000 euro per andare a un totale di 280.000 euro che consentiranno l'azzeramento totale della Tari per i settori maggiormente colpiti dal lockdown e degli sconti fortissimi che possono arrivare fino al 100% per le altre attività. Stesso discorso vale per la TOSAP, che è comunque la tassa su occupazione del suolo pubblico, che incide minormente ma sulla quale intendiamo ovviamente fare la nostra parte. Poi ci sono tutta una serie di iniziative che riguardano il sostegno al commercio e noi qui a San Daniele abbiamo un gruppo di circa 120-130 commercianti che fanno riferimento al commercio, a Confesercenti o sono autonomi, che però si sono messi assieme e hanno previsto una serie di iniziative soprattutto di marketing, e il Comune in questo senso mette a disposizione circa 50.000 euro per interventi che nelle prossime settimane già e poi nei prossimi mesi fino a accompagnarci dentro il 2021 andremo a realizzare. Quindi massima disponibilità da parte del sindaco, dell'amministrazione comunale al dialogo con le attività produttive e con le associazioni di categorie che le rappresentano. Insieme possiamo fare moltissimo e dallo scambio di informazioni e dagli stimoli che reciprocamente possiamo darci sono sicuro che riusciremo a dare delle risposte significative e le migliori possibili a questo momento che è particolarmente complesso, difficile, ma che sicuramente noi da buoni friulani e sandanielesi in particolare saremo capaci di uscirne.